conosciamo, io sono Gastone Mascarini, consigliere uscente di Alleanza Nazionale. Cosa devo dire? Io parto dall'ultimo articolo che noi abbiamo fatto sul Portogallo, in cui per chi l'ha letto c'era scritto noi con molta soddisfazione, io e il collega Corianò, non ci sentiamo di dire abbiamo fatto, abbiamo deciso, abbiamo completato, ma abbiamo contribuito a... E questo lo dico perché il sindaco continua ad andare in giro, gliel'abbiamo detto più di una volta in faccia, a far sue tutte le cose che vengono fatte nel comune di Portogruaro, ma noi ricordiamo che il comune di Portogruaro è fatto di amministrazione centrodestra e centrosinistra. È stato vinto da lui per 200 una manciata di voti, chiaro, e la gran parte dei lavori che sono stati eseguiti hanno anche egida della Regione Veneto, e parlo per me ma anche per altri colleghi che sono qua seduti negli spazi. Noi ci sentiamo a tutti gli effetti i riferimenti politici dei partiti che compongono la Regione Veneto, e siamo pienamente soddisfatti, tanto quanto il sindaco, di tutti i lavori che sono stati svolti, e ce ne sentiamo anche con soddisfazione proprietari dell'esecuzione. Quindi è ora di finirla, che qualcuno vada a vendere per suo quello che non lo è, chiaro? E poi, l'ho detto anche l'altra sera a Lison, permettetemi un paio di battute, perché io credo che abbiamo lottato molto in questi 5 anni, abbiamo cercato di fare del meglio, del nostro meglio, e sicurezza, faccio solo un esempio, sicurezza è uno dei punti in cui si sta combattendo. Bene, sappiate che ci hanno preso per i fondelli, parlo proprio anche per quanto riguarda l'Alleanza Nazionale, ma anche la Lega sicuramente è un fautore di questa battaglia. Ci hanno preso per i fondelli per 4 anni e mezzo, e adesso hanno messo, vi dico solo un particolare accaduto, hanno voluto sospendere un consiglio comunale, va bene, sospenderlo, perché in un ordine del giorno presentato da noi volevano modificare la parola videosorveglianza perché era troppo estrema. Questo solo per darvi un'idea di quello che stiamo parlando. Ecco. E io mi permetterei di dire la orologeria sottile ringrazia, con una telecamera spenta sopra Guerzi, con una rapina a mano armata di cui stanno ancora pagando gli effetti e i danni di certe persone. E poi vicenda Carlini, Gozzo, signori miei, non scordiamola, questa è figlia della faziosità di questa amministrazione. Credete a chi ci ha lavorato, ci è stato detto 5 anni. Questa amministrazione, parlo della maggioranza, manca di aspetto liberale, non c'è democrazia. E guardate che dove non c'è democrazia non c'è crescita. Gli abitanti di cui parlava Angelo prima, come lo sviluppo, se non c'è senso liberale non c'è democrazia. Noi abbiamo già chiesto a lui, conoscendolo, c'è un giornalino ufficiale nell'amministrazione comunale. Sono praticamente 5 anni che chiediamo che una pagina, una facciata venga dedicata alla minoranza, no? Ci hanno sempre risposto picche. La prima cosa che chiediamo noi, o che faremo se andremo là, è di dedicare una facciata alla minoranza, che possa scriverci quello che le pare nei confronti di chi decide le cose. Ma questo è il senso democratico, chiaro? Grazie.